pensavo soltanto alla gioventù e alla parrocchia. Nessuno è venuto a dirmi: tu diventerai Papa. Oh, se me l'avessero detto, se me l'avessero... Canale d'Agordo. In questa casa nacque nel 1912 Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Ed è qui che sabato 23 aprile 2022, alla presenza delle autorità ecclesiastiche, civili e di tanti fedeli, sono stati inaugurati i lavori di restauro della casa, donata dal cardinale Beniamino Stella alla diocesi di Vittorio Veneto. Andiamo a inaugurare la casa, la residenza un po', quindi visitiamo la famiglia, visitiamo i genitori, pensiamo a questo bel nucleo familiare che ha dato i natali e che ha dato la formazione, l'educazione anche cristiana al piccolo, al ragazzo Luciani, quindi è un po' un incontro con le radici del pontefice, con i genitori, con la famiglia, con la vita cristiana che si viveva, si pregava. Direi che presentare finalmente anche questo luogo insieme al museo, alla chiesa parrocchiale e un po' completare questo quadro di cui avevamo bisogno. Ecco, anche la casa dove lui è vissuto, è nato, è stato battezzato e che poi ha frequentato, che penso anche... Chissà, quella notte quando Dio se l'è presa avrà pensato a queste sue montagne, a questa sua casa, che certamente ha amato tanto e con tanta nostalgia. L'incontro di presentazione dei lavori di restauro si è tenuto nella chiesa parrocchiale di Canale d'Agordo, gremita per l'occasione, ed è stato guidato da Don Mirko Miotto, referente diocesano per la casa natale di Papa Luciani. Il sindaco di Canale, Flavio Colcernian, ha conferito la cittadinanza onoraria al cardinale Stella. Cari concittadini di Canale d'Agordo, ho pronunciato e sottolineato la parola concittadini perché oggi l'amministrazione comunale di questo caro paese mi conferisce la cittadinanza onoraria. Non lo vivo certo come un tributo alla mia persona, ma sento nel cuore che tale novità rappresenta per me un forte nuovo nesso affettivo con il paese e la comunità di Canale d'Agordo e non può non unirmi ancor più alla venerata figura del più illustre cittadino di questa valle dolomitica, del figlio più significativo di questa antica pieve, Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, che fra pochi mesi venereremo come beato. Colpisce perché ha saputo in un mese entrare nel cuore delle persone. È bello che i suoi luoghi natali riconoscano, ecco, con la cerimonia di oggi che giunge a compimento di un'iniziativa importante, mettere in evidenza quelle culla, quelle radici, quella appartenenza montanara che lui non ha mai nascosto e che ha determinato anche una genuinità di carattere, di atteggiamento, di rapporto con le persone. Chi porta una tradizione di fede genuina anche quando sale ai vertici della Chiesa riesce, pur essendo guida, ad essere veramente sentito, avvertito come uno del popolo. I lavori di restauro, a cura della diocesi di Vittorio Veneto, sono stati realizzati grazie al sostegno del Patriarcato di Venezia, della CEI con l'8 per 1000, del Comune di Canale d'Agordo, di Don Domenico Salvador e di altri benefattori. Io voglio semplicemente sdebitarmi verso Luciani per quanto ha dato a me e alla mia famiglia. L'importanza di questa giornata e di questo momento. L'importanza è la conclusione di un percorso durato ormai quasi 3 anni, iniziato così sorprendentemente dalla proposta e dalla generosa disponibilità di Monsignor Beniamino Stella e poi proseguito con l'impegno
in accordo con gli altri vescovi, assunto dalla nostra diocesi di acquisire l'abitazione, di restaurarla e di renderla visitabile ai pellegrini. Mi piace dire che la diocesi di Vittorio Veneto ha fatto questo servizio sentendosi quasi in debito con la figura di Papa Luciani e assumendo questo impegno proprio a servizio di tutti coloro che usufruiranno di questa casa, della comunità di Canale d'Agordo, ma anche di tutti i pellegrini. Quindi mi pare che sia anche nello spirito stesso di Papa Luciani di farlo senza grandi trionfalismi, ma mettendo a disposizione quello che abbiamo potuto fare, contenti di rendere contenti i pellegrini. La casa, la cui gestione è stata affidata alla Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, Onlus, è impreziosita dalla nuova statua in bronzo donata dallo scultore trevigiano Carlo Bagliana grazie al contributo del signor Remo Mosole. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito il venerabile servo di Dio Giovanni Paolo I, che è proposto alla comune venerazione attraverso questa immagine e al ricordo nella sua casa natale. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.